A Maurizio Franceschi, direttore di Confesercente Veneto, chiediamo una fotografia sulle imprese del Veneto in questi primi 6 mesi del 2014. Abbiamo presentato proprio ieri, in occasione dell'Assemblea regionale della Confesercenti, collegata con l'Assemblea nazionale, dove erano presenti autorevoli ministri di questo governo, la situazione di questo nostro Veneto. Una situazione che vede ancora una difficoltà da uscire dal tunnel della recessione, che coinvolge soprattutto le imprese del commercio che vivono di consumi interni. I dati infatti sono preoccupanti e sono anche nuovi rispetto ai dati che conoscevamo negli anni precedenti, anni che pure erano interessati dalla crisi anche in questa nostra regione. Ad esempio, le imprese della ristorazione nei primi mesi del 2014 hanno registrato un meno 179 imprese di saldo negativo, 232 nuove iscrizioni, 411 cessazioni. Così pure per quanto riguarda il commercio fisso: 538 nuove iscrizioni, 1124 cessazioni, un saldo negativo anche qui ancora più rilevante di 586 imprese in meno. Per ultimo, le chiusure delle imprese del commercio su aree pubbliche: 255 iscrizioni, 287 cancellate, con un saldo negativo di 32. Questo rappresenta nel modo più evidente la difficoltà del settore del commercio. Un settore del commercio che vede le piccole imprese in grande difficoltà a seguito della ormai drammatica riduzione dei consumi, ma anche, per quanto riguarda questo nostro territorio, da una presenza invasiva e devastante della grande distribuzione. Abbiamo chiesto quindi al governo e ai rappresentanti del governo un'accelerazione per delle politiche di rilancio e di ripresa dell'economia e dei consumi, e una riduzione evidente e significativa della tassazione per le imprese.